Amici carissimi, baciamo le mani a tutti e che le palle siano con voi. Buonasera a tutti da Arsobette. Questa sera sono in buona compagnia, indovinate di chi? Del nostro Astro Ciccio di Campobello, che è venuto come ospite qui nella trasmissione di Arsobette. Ciao Ciccio X. Ciao. Avvicina. Ciao. Allora, tu lo sai che noi qua prediamo il futuro del 2015. Sì. Esatto, tu mi hai detto che hai qualche dono. Hai qualche dono? Che riesce a prevedere il futuro, una cosa del genere. C'ho qualche cosa, diciamo. Io qua ho le palle astrali, sarebbe le palle magiche. Io guardo le palle, anziché una palla io ce n'ho due di palle, perché se una sbaglia l'altra zitta, capito? E abbiamo più probabilità di indovinare il futuro. Esatto. Io ti posso prestare le palle se tu vuoi indovinare il futuro di qualcuno. Tu che ne pensi? Vai. Te la senti di provare le mie palle? Proviamo. Proviamo. Allora, che cosa ci puoi dire per quanto riguarda il futuro del 2015? Parla qua vicino a me. Il futuro del 2015 mi pare che le palle sono un po' più grosse. Diciamo. Giustamente tu devi guardare, ci sono palle e palle. Ci sono poche che arrivano in terra. Arrivano in terra poi ne arrivano a cercare di sollevarle. Tu quale stai guardando? La palla a destra o la palla a sinistra? Taglio tutte e due. Tutte e due. E tutte e due in linea sono queste due palle? Ma tutte cadute in terra che mi pare, non sono proprio in linea queste palle. Non sono. Quindi che cosa significa questo? Stanno scendendo a terra. Cioè? Siamo arrivati proprio alla fine, non ce la potevamo fare più di arrivare a queste palle in terra. Esatto. Secondo te cosa c'è da fare per non arrivare più a terra? Ma secondo te per sistemare la situazione qua del nostro paese? Esatto, che per il momento stiamo passando un periodo di crisi. Sì, certo, esatto. La crisi c'è stato sempre. Esatto. Dico, per superare la crisi, uno come si dovrebbe comportare? Cioè, devi guardare la palla a destra o la palla a sinistra? Avessi te la palla a sinistra. E allora rivolgiti alla palla a sinistra e glielo chiedi. Vediamo se ti risponde, no? Vediamo sta palla se mi risponde. Se vuoi facciamo una cosa, tu tocchi la palla a sinistra e io tocco la palla a destra. Può essere magari che se ne vanno in sintonia, che dici? Dacci una toccatina leggera però, con delicatezza. E allora, vai, puoi parlare a Ciccio. Se poi almeno questa cittadinanza italiana facesse una cosa buona, per esempio, che lo so che ci sono i lavori, nei quindi ci sono i cantieri, come fanno i cantieri a Campobello. Però a me non mi fanno entrare mai. Io faccio sempre cose e già mi ammasticano proprio a terra, già me la combinato tutto punto, me ne hanno fatto di tutti i colori. Io non ne posso più, cosa devo fare io? Magari come si dice, devo farmi fare qualche cantiere, farmi lavorare, niente. Mi dicono sempre, sono andato a cercare il lavoro, non è competenza mia. Cosa devo fare io? Esatto. E mi scrivono sempre a terra, cosa devo fare? Non ce la faccio più, sono stufo, stanco. E non so cosa devo fare io, sono stanco, cioè alle volte mi rasco la testa a vedere certe cose dal Campobello di Mazzara. Allora Astro Ciccio, io l'unico consiglio che ti posso dare, anziché rascarti il cervello, tu datti una rascatina alle palle, prima la destra e poi la sinistra. Può essere magari che col tempo ti portano fortuna, hai capito? Speriamo che mi porti fortuna. Perché siccome ultimamente ho giocato gratta e vince e non ho fortuna manco di questo. E tu hai gratta e vince e hai grattato destra o sinistra? Qualche volta si gratta la destra. Qualche volta. E la sinistra l'hai grattato mai? No, ancora no questo. Ma tu devi grattare a sinistra, non alla destra, perché se vedi che grattando alla destra non succede niente, una grattatina alla sinistra ce la deve dare, certo, hai capito? Certo. E ora la prossima volta che gratto di nuovo, gratto la sinistra. Esatto. Va bene, Astro Ciccio. Cosa possiamo dire a questi nostri fans che ci stanno guardando in questo momento e che ci vedono accarezzare le palle magiche? Diciamo, queste fan ci piacesse che facessero cose buone, anche questa rascata, diciamo, che si sollevasse a di nuovo queste palle. Certo. Speriamo che si sollevassero tutte cose, diciamo, che fosse un po' di fortuna. Va bene, allora Arsobette, insieme a Astro Ciccio, per il 2015 auguriamo a tutte quelle che ci stanno guardando e ci seguono, vi raccomando, siamo sempre in terra. Vi raccomando, che le palle siano con voi. Questo è tutto. Baciamo le mani da Arsobette e Astro Ciccio. Ciao ciao. Ciao ciao.
yeah.